Urban Fest in via Atenea, il primo festival urbano sotto gli ombrelli volanti, chiude in anticipo. Dopo 4 weekend che hanno fatto registrare uno straordinario riscontro di presenze nel centro cittadino, i promotori dell'iniziativa hanno deciso di fermarsi. La decisione arriva dopo aver constatato un'eccessiva pressione da parte di chi abita in via Atenea e pretende il silenzio già a ora di cena. È stato un progetto, spiegano i titolari dei locali che hanno fatto squadra, scaturito da un'idea di Riccardo Gaz, un vero e proprio festival pensato per celebrare l'arrivo della bella stagione e capace di portare in via Atenea artisti di strada, flash mob, estemporanei di pittura, mostre fotografiche, canzoni di autore e DJ. Tutto questo sotto i colori degli ombrelli, insomma una via Atenea in festa, così non la si vedeva da tempo. La via Atenea si è dipinta con i colori della primavera, si è entusiasmata con i ball, ha apprezzato tanti giovani artisti al lavoro. È importante rimarcare che non si è verificato un solo incidente, non un singolo episodio di intolleranza, semmai i sorrisi dei bambini sulle spalle dei papà, lo stupore dei loro visi di fronte ai trampolieri, ai mangiafuoco, alle tele dei pittori che si coloravano e ancora alle forme delle sculture plasmate davanti ai loro occhi. Mi è sempre piaciuto lavorare in un clima di entusiasmo generale, ha aggiunto il direttore artistico Riccardo Graz. Ho sempre creduto nella nostra città meravigliosa, così come sono consapevole del fatto che siamo molto provinciali e poco pronti alle piccole trasformazioni che, a mio avviso, potrebbero renderci una vera città a vocazione turistica e non il solito condominio fatto di invidie e frustrazioni varie. Ringrazio chi è venuto a trovarci, i ragazzi dei locali che hanno finanziato tutto, dagli ombrelli ai momenti di spettacolo. Ringrazio la gente, quella che vuole bene ad Agrigento e con entusiasmo coglie il significato delle cose fatte con amore.